C'è chi sta facendo il ripasso per gli ultimi esami e chi invece sta già pensando alle vacanze. Andiamo a scoprirlo in questa inchiesta realizzata da Giulia. Anche se qualcuno è ancora impegnato sui libri per gli esami, tutti sognano già le vacanze. Sentiamo i progetti per l'estate degli studenti della Cattolica. Dove andrai in vacanza? Non lo so, se riesco spero di fare un paio di giorni al mare, ma non so ancora dove. Ma quest'estate andrò in Grecia con un gruppo di miei amici e partiremo verso finiti la sessione degli esami, saremo via 15 giorni. E che genere di vacanza cercate? Ma non abbiamo prenotato niente tranne il volo, quindi decideremo là dove andare, gireremo penso le isole della Grecia, Santorini, Ios e altre. Probabilmente andrò in Toscana, però non so ancora quando. Sicuramente finiti gli esami, ovviamente. E che genere di vacanza cerchi? Non lo so, cioè, relax, però ovviamente anche divertimento in generale. Con chi andrai? Con amici. Non vado in vacanza. E tu? Io credo in Africa. Che genere di viaggio farai? Non ne ho idea, prenderò l'aereo, andrò là e poi vedrò di prendere qualche mezzo oppure girarmi l'Africa a piedi e così visitarla e vedere come vivono, com'è il posto. Sinceramente non ho ancora organizzato niente, mi piacerebbe andare all'estero, non so, in Grecia, in Egitto, ma non ho ancora organizzato niente perché faccio sempre tutto all'ultimo minuto. E tu? Io sto tentando insieme a una mia compagna di organizzare un mese a Vienna per studiare e adesso stiamo cercando l'alloggio e speriamo di riuscirci. Io sono già andata in Spagna, Barcellona, con lei, quindi ho già dato. Quest'estate non vado. Altri progetti per l'estate? No, casa, piscina e basta. Non vado, devo studiare. E vabbè, vado 6 giorni a Jesolo e basta. Quest'anno niente, piscina e casa e libri. Basta. Andrò a Formentera. Per quanto tempo? Una settimana purtroppo. A Jesolo per una settimana perché c'è troppo da studiare. Quali sono i tuoi progetti per l'estate? Andrò in Sardegna ad agosto, fine agosto, primi di settembre. Con chi andrai? Con dei miei amici. E che genere di vacanza farete? Riposo, mare, riposo. Non lo so ancora, vorrei andare al mare, decisamente. E che progetti hai in generale? Per adesso devo pensare agli esami, però magari qualche weekend me lo farei anche quest'estate. Allora, quest'estate penso di lavorare tutti e 3 i mesi, da luglio a settembre, e poi a settembre, se riesco ad avanzare tempo con gli esami, farò l'Interrail, farò Berlino, Parigi, Amsterdam, Barcellona e poi tornerò a casa per ricominciare. Prima di tutto c'è lo studio per forza e poi non so dove andrò in vacanza, quindi non te lo so dire ora. Dove ti piacerebbe andare? In teoria dovrei andare ad Ibiza, però non è ancora niente di certo. In Germania un mese, vacanza studio. E che genere di vacanze farai quindi? Una vacanza di studio, dopo nei weekend attività libera. Un mese a Friburgo. Questo era il nostro ultimo servizio, Cattolica dintorni si ferma per la pausa estiva. Noi ci rivedremo a settembre. Grazie per averci seguito e buone vacanze a tutti.